Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia. Quest'oggi affrontiamo insieme ai nostri ospiti gli impatti che potrebbe avere sul nostro territorio, sulle attività, sugli enti che comunque hanno un ruolo importante per tutti noi cittadini, la prevista legge di stabilità che deve naturalmente essere ancora approvata, che deve passare anche il vaglio dell'Europa. Comunque i termini generali sono stati previsti. Il titolo è un po' provocatorio perché dice eliminiamo gli sprechi. In realtà Renzi ha detto, rivolto alle regioni, eliminate gli sprechi, le regioni e gli enti pubblici in generale, eliminate gli sprechi, in qualche modo dovete farlo, e noi diciamo eliminiamo, quindi vediamo tutti coloro che sono coinvolti in che modo possono eliminare gli sprechi, o saremo noi cittadini nuovamente a dover eliminare altri nostri, tra virgolette, sprechi o necessità alla fin fine, quindi anche piccoli imprenditori, artigiani, partite IVA, commercianti e dir si voglia, perché forse gli sprechi sono come sempre da altre parti. Fatto sta che la manovra dovrebbe tutelare famiglie, lavoro e giovani. Come ce lo chiediamo, in che termini, quindi saranno sufficienti gli stanziamenti che sono previsti o bisognerebbe fare qualcos'altro? Insomma, le risposte ce le daranno ognuno dal proprio punto di vista, per le proprie competenze, i nostri ospiti qui in studio. Tanto è un pur parler per il momento, perché dopo, quando le cose saranno fatte, il dado sarà gettato, bisognerà in qualche modo arrabattarsi. Massimo Zanetti, segretario generale della UIL Padova e Rovigo, grazie di essere ritornato qui con noi, tra l'altro funzionario del Ministero delle Finanze, per cui ha un occhio prospettico molto particolare, perché conosce bene dati, numerini e quant'altro. Fernando Ziglio, presidente Union Camere del Veneto, felicissimo perché rappresenta le Camere di Commercio che in questo momento godono proprio, un momento non molto felice immagino, e quindi vedremo in base alle vostre valutazioni come vedete la situazione. Edison Mariva invece, consigliere delegato Confcommercio Veneto. Buonasera. Grazie anche a lei, immagino altrettanto gioioso, avete dei dati nazionali che fanno ottimistici. Gennaro Marotta invece, consigliere regionale Italia dei Valori in regione, quindi potrà darci un punto di vista, però comunque Italia dei Valori un po' l'opposizione, un pochettino insomma l'opposizione. Sì. E Stefano Valdegamberi, consigliere regionale Futuro Popolare, comunque anche a un punto di vista diverso, ma sempre, però entrambi siete in una commissione estremamente importante, perché la commissione che riguarda anche l'economia, il commercio e c'è il lavoro per quel che riguarda anche la regione del Veneto. E Paolo Tonin rappresenta un carico importante, buonasera anche a lei, è sindaco di Campo San Martino, è dell'Anciveneto. Sì. E ha il carico di portare gli enti locali più piccoli, quindi i comuni come la vedono, certo, perché riguarderà anche taglietti sforbiciate da parte dei comuni. Annientamento. Esatto. Sempre qui con noi Luigi Sposato, presidente di Eurointerim, che riguarda le imprese, il lavoro, terza parte in causa, e dovrà anche essere un po' stimolatore e attivatore della discussione dal punto di vista di chi non ne sa niente, cittadino privato che sta a guardare che cosa gli succederà alle sue tasche, a quelle dei lavoratori che rappresenta. Allora, incominciamo subito, vediamo il contributo che ci fa un po' un sunto della situazione. Una manovra che taglia la spesa e abbassa le tasse, per questo l'Europa non ci punirà. È la risposta del Partito Democratico a opposizione e sindacati. Ci lamentiamo dei scarsi investimenti, soprattutto privati di questo Paese, e adesso diamo tutti gli incentivi possibili per sostenere il lavoro, per ridurre il suo costo e per fare in modo che tutti i lavoratori che oggi si trovano ai margini del mercato possano avere invece un futuro. Rispettato il patto con i nostri elettori, questa manovra, dice il nuovo centrodestra, tutela famiglie, lavoro e giovani. Giudizi positivi anche da UDC e Scelta Civica, toni completamente diversi da parte delle opposizioni. Presidente Brunetto, una manovra che prevede un forte taglio di tasse potrebbe convincere anche Forza Italia? No, perché noi pensiamo che queste siano caramelle avvelenate, vale a dire detassazioni, riduzioni della pressione fiscale finanziate con aumento della pressione fiscale. Mancano le coperture, temiamo tasse trappola in arrivo, denuncia la Meloni, Fratelli d'Italia. È una presa in giro di dimensioni planetarie, sostiene il leghista Salvini. Questa finanziaria, commenta Sell, non fa uscire il Paese dalla crisi. Daremo battaglia, annunciano i 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle non si dimentica di regioni e comuni, infatti propone i tagli ai carrozzoni della politica. Questo governo invece taglia la sanità e i servizi ai cittadini. Delle slide di Renzi rimane solo macelleria sociale.
Nervi tesi nel movimento, ieri sera all'assemblea congiunta di senatori e deputati, lite accesa tra Alberto Airola e Eleonora Bechis e rissa sfiorata. Intanto a Bruxelles un deputato eletto ne esce, il gruppo euroscettico con 5 Stelle si scioglie. Ecco, io vorrei partire un po' da voi, dopo passiamo alla parte politica che abbiamo sentito intanto esprimersi, però a livello locale è ben diverso. Partiamo da lei, Presidente Zilio, poi sentiamo anche Confcommercio. Allora, sono previsti tagli per 15 miliardi, 6 miliardi dovranno arrivare dallo Stato centrale, quindi 6 miliardi dallo Stato centrale, 4 per quel che riguarda i trasferimenti alle regioni e 2 invece i comuni. Però poi avremo tra le righe l'aliquota IVA del 10%, verrà incrementata per N punti percentuale, non si sa ancora, in più tranche, l'aliquota del 22% e le accise dei carburanti. Quindi queste sono le cose che si leggono tra le righe. E poi ci sono dei bonus che vengono accordati, poi ci sono altre cosette interessanti perché si parla di agevolazioni per le partite IVA, però nel compenso la fascia, insomma ci sono piccole strategie che forse la battuta che è stata fatta non è tutta sbagliata. Come la vedete voi? Guardi, io guardo i dati. Allora, noi abbiamo l'Europa che è ferma al palo, mentre il mondo sta andando avanti bene. Mediamente il PIL del mondo gira, il mondo intero, gira su un più 3,3%. Quindi è un problema strutturale di questo continente vecchio che non sa darsi una scossa importante. Non abbiamo più interlocutori, cioè il mondo guarda da Oriente ad Occidente, non più attraverso l'Europa, ma direttamente attraverso l'Africa, attraverso l'America, attraverso la Cina e altri paesi. Noi siamo vecchi con poca propensione all'innovazione e soprattutto la cosa più grave è che continuiamo di governo in governo a fare manovre più o meno della stessa forma, e non abbiamo capito che noi abbiamo distrutto il nostro potenziale, che era la produzione. Noi abbiamo portato da un'altra parte del mondo la produzione, abbiamo svuotato i nostri capannoni, abbiamo la gente a casa, lasciato la gente a casa a carico del sistema sociale, e se non facciamo l'inverso, ritorniamo a produrre nei nostri paesi con un patto sociale. Ricordo che qualche anno fa in Germania ridussero il 50% gli stipendi per poter lavorare. Se noi non riusciamo a far questo, noi siamo destinati, siamo già falliti, ma avremo i sigilli, come dire, del mondo che ci metteranno i sigilli. Non siamo più interessanti. Dal punto di vista turistico perdiamo posizioni, dal punto di vista della produzione l'abbiamo persa già dal 92, perché questa operazione nasce dal 92 con la grande crisi. Noi abbiamo incentivato le imprese ad uscire da questo paese, dietro a questo c'è l'illusione. L'illusione è una cosa terribile, perché noi ci concentriamo sullo scontrino ed è giusto che tutti paghino le tasse, guardate con me, insomma la cosa la dico da tantissimi anni, anche lo scontrino, ma attenzione che il problema è enorme, l'illusione. Oggi sul 24 ore si parlava di 80.000 buste paga nella zona di Prato false. Allora, guardate che sono miliardi che ci sfuggono dalle mani. Se noi potessimo... Si sanno, ma ci sono degli accordi più o meno sotterranei piuttosto che accordi internazionali. E poi c'è l'altro tema importante. Questa Europa, al di là delle spinte autonomistiche e quant'altro che vanno rispettate, il problema è che noi non siamo rispettati nell'altra parte del mondo perché non abbiamo un interlocutore. Se noi andiamo in Europa a discutere con le commissioni, ci dicono guarda che gli americani nemmeno ci ascoltano quando ci mettiamo a tavolino, perché nel momento in cui io propongo un accordo, c'è un ministro di una nazione X dell'Europa che la pensa in modo diverso. Ci manca un primo ministro che abbia competenze e soprattutto dietro abbia l'esercito. E poi l'ultima cosa è che abbiamo creato, come dire, un potentato economico con l'euro, ma non abbiamo creato un potentato politico. Quindi di fatto noi oggi non riusciamo a rispondere a quei paesi che si stampano la moneta. Il Giappone ne è un esempio. Quindi noi siamo carenti di alcune tecnologie
come dire, gestionali che altri paesi fanno. Nel momento in cui il Giappone ha un debito pubblico e 200 volte più grande del nostro, riesce a stare in piedi, perché guardate una cosa semplice, non è che noi su Marte abbiamo il nostro capo che ci dice, beh, tu hai fatto debiti e tu adesso mi dite, guardate che il debito adesso è nostro e gira all'interno di questo mondo, ce la raccontiamo. È che a volte pochi se li prendono e poi decidono quei pochi di ridarceli. E non si bruciano soldi in borsa, perché guardate, i grandi economisti che sono 10 anni, dal 2008 che ce la raccontano, raccontandoci un sacco di ragionamenti molto importanti dal punto di vista delle lezioni magistrali, per carità, sono bravissimi. Infine, l'economia è semplicissima. Ecco, Zilio, scusi un attimo, allora lei parlava prima ha esordito dicendo che siamo vecchi, no? Siamo vecchi perché abbiamo un modo di pensare vecchio e faceva riferimento alla produzione che ormai è andata all'estero e che invece dovremmo riportarla qui. Allora, periodo storico vuole che negli anni 60 eravamo noi la Cina dove si produceva, poi si è passati in Corea del Sud, tutti i giocattoli, i miei giocattoli, penso anche i suoi, erano Corea del Sud, se si ricorda, poi siamo passati in Cina e quant'altro. Allora mi chiedo, non è da pensare invece da vecchio, proprio ipotizzare di riportare la produzione in Italia? E se vogliamo riportarla, quali sono le sue indicazioni affinché non siamo vecchi nella produzione? Prima parlava per esempio della decurtazione dello stipendio, ecco, vuol fare degli esempi nello specifico, come lei vedrebbe la produzione? Sì, guardi, è un dramma questo, noi facciamo fatica oggi a riportare la produzione nel nostro paese quando abbiamo svenduto volutamente tutte le nostre eccellenze, cioè il computer, questo meccanismo è nato in Italia con l'Olivetti, abbiamo svenduto tutto. L'airbag è nato in Italia, un sacco di componenti delle nostre vetture sono state nate in quel laboratorio della Fiat che era incredibilmente all'avanguardia. Sì. Ecco, ma lei cosa farebbe allora, di preciso? Oggi come oggi bisogna riportare in Italia ancora anche la produzione basilare. Anche la penna dobbiamo ricostruire in Italia, non c'è più bisogno. Sì, però lei diceva che decurtiamo lo stipendio, poi cosa farebbe di più, giusto velocemente? Cosa farebbe in più? Cioè per riportare la produzione in Italia si potrebbe ipotizzare... Guardi, intanto non darei incentivi agli imprenditori per ritornare in Italia, come si deve parlare qualche tempo fa. Gli imprenditori hanno già fatto, hanno già avuto, riporteranno qua. Dovremmo dare delle condizioni e quindi ecco quelle tre riforme necessarie. Riforma della giustizia, non è possibile che se io vado in contenzioso con un mio fornitore debba aspettare 15 anni, addirittura di più perché primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto grado e quant'altro. Quindi poche cose ma fatte bene, perché tu continui a tagliare altrimenti, tu fammi le riforme vere. Questo governo, nel bene, io non entro sulla questione dei tagli, degli interventi, questi qua si stanno girando, insomma è come una famiglia che non ha, come dire, a fine mese più lo stipendio che aveva prima la deve raccontare ai propri figli, no? Ma questi non mi hanno fatto le riforme, se unica riforma è quella di tagliare le Camere di Commercio, che sono le uniche che danno soldi nel territorio, ma questo è un paese impazzito. Sì, questo è un paese impazzito. Sì, ecco, io vorrei rispondere anch'io ha sposato... Zilio l'ha fatto tecnicamente, diciamo. Io vorrei aggiungere qualcosa anche dal punto di vista politico, perché questo non è solo il nostro paese, l'Italia, il problema è che non c'è un paese Europa. Ha detto bene Zilio prima, cioè noi non abbiamo organi politici veri di rappresentanza. Però l'Europa pesa, però ci pesa. Questo, ma perché è un'Europa tecnicistica, è un'Europa che oltretutto, dove oltretutto fanno quadrato i paesi più forti politicamente tra di loro, cioè nel senso che a livello di nazione ci sono delle nazioni che vanno via come una testuggine, come si dice, i romani, no? C'era la testuggine, la falange armata che andava e spaccava tutto.
Questo succede in altri paesi, ci sono eurodeputati, che ne so, dico la Germania, ma non solo la Germania, anche paesi più piccoli. Quando ci sono i loro interessi non si dividono tra destra, sinistra e centro, vanno tutti uniti alla meta. Noi non siamo capaci, noi purtroppo ci dividiamo se ma forse. E ha detto bene poi anche Zilio, ha detto bene un'altra cosa, che mentre l'America ha una voce unica, noi purtroppo abbiamo 10 ministri della difesa, 20 ministri degli esteri. È logico che non abbiamo una credibilità, perché quando andiamo ad esempio a richiedere all'India di mollare, di lasciare i 2 Marò, che ormai è 2 anni che non si capisce se hanno sparato, se non hanno sparato, se avevano il fucile o meno, è assurdo che vada a farlo il ministro degli esteri italiano, ma dovrebbe averlo fatto il ministro degli esteri europeo. E se era il ministro degli esteri come si chiama, il sottosegretario, come si chiama, il segretario agli esteri degli Stati Uniti, i Marò sarebbero già a casa dal 13. Ecco, in Italia non è possibile. Mi scusi, no, ma voglio dare delle risposte pratiche. No, allora, la politica qua è completamente assente. Sai, siccome l'argomento è quello degli sprechi, no? Sì. Quindi magari se lo andiamo sul al sodo. Al sodo è l'altra cosa, è che con la testa politica che manca non è possibile fare anche determinate riforme, perché ad esempio la burocrazia. Io sono un funzionario comunale nella vita comune, ok? E io da dentro mi batto e mi sono sempre battuto per diminuire, per azzerare la burocrazia, perché oltretutto non si capisce, dottoressa Cognita, non si capisce, sa, quello che non si capisce è che un amministratore, un funzionario, un dirigente, eccetera, starebbe anche meglio lui, non solamente il cittadino, perché ha meno rotture di scatole, un cittadino incavolato che Marotta, viene perché non hai risolto il problema. Marotta, lei sta dicendo che quindi per andare al punto del titolo della nostra trasmissione, è che di fatto comunque nella pubblica amministrazione ci sono degli sprechi, ci sono delle ottimizzazioni. Non solamente gli sprechi, io gliene potrei fare, gliene faccio uno di esempio, giusto per andare nel pratico. Ci diamo del lei. Sì, allora, convenzione Consip. Forse questo nome si conosce. Allora, io mi ricordo che cos'è per la Consip è una convenzione secondo cui, per mezzo della quale gli uffici pubblici dovrebbero approvvigionarsi di materiale didattico, intendo carta, penna, le forbici, la colla, le forniture varie da questa mega diciamo azienda. Centrale acquisti. Centrale acquisti. E chi invece va per conto suo, ma va di 1 centesimo sopra i prezzi stabiliti, se li deve pagare, è responsabilità del funzionario, del dirigente, eccetera, che ha ordinato, e secondo me è anche giusto. Ma la roba che arrivava dalla Consip, mi si permetta, era da buttare via. Io ho buttato via pacchi di colla ordinati tramite convenzione Consip e il risparmio non c'era, perché io dopo dovevo ricomprarla di nuovo la colla. Costi standard. Per dire, ci sono, nella pubblica amministrazione, stiamo parlando di pochi tagli, ma pensiamo ai milioni di euro di forniture. Bravissimo. Bisognerebbe che ci fosse un controllo più serio, ma che ci fosse anche da parte di chi ci lavora, io sono convinto che è la maggior parte di chi ci lavora, un'attenzione da buon padre di famiglia. Questo significherebbe stare molto più attenti alle risorse, perché sai che non sono risorse solo tue perché sei un funzionario, ma sono tue in quanto famiglia Italia che spreca, e se spreca poi le paghi anche tu. Ecco, adesso do la parola a Valde Gamberi subito. A me ha colpito questo articolo, che l'ho preso, non me lo sono inventato io, del venerdì 17 ottobre, il Corriere della Sera. Parlava di Cottarelli, no? Che se n'è andato via da 4 anni, è stato 1 anno. Non mi davano neanche i documenti, le resistenze dei burocrati a Roma. E parla delle segreterie dei gabinetti, capi gabinetto, i grandi burocrati, per cui il minimo è appunto la Consip, però qua stiamo parlando di vertici e cose terrificanti. Perché non possiamo continuare a confondere l'alta burocrazia con la funzione preeminente dello Stato. Gli altri burocrati li nomina la politica. Esatto. No, appunto qua dico, detto questo, penso abbiamo detto tutto. Allora, facciamo così, siccome so che Valde Gamberi aggiunge qualcosa, anche il sindaco, e poi sentiamo Confcommercio e via. Andiamo subito in pubblicità, così ci togliamo il dente e poi andiamo sulla parte dolorosa, tra poco. Poi sì.